Contratto per il governo, Movimento 5 Stelle e Lega presenta punti programmatici che interessano i veneti, lavoro, tassazione, immigrazione, legittima difesa, alcuni degli argomenti con l'autonomia delle regioni che non viene lasciata in secondo piano. Mi hanno costretto ad abortire, la polizia di Verona indaga sui messaggi WhatsApp arrivati da alcuni amici da una ventenne pakistana riportata nel suo paese dalla famiglia per interrompere la gravidanza dopo una relazione con un ragazzo veronese. Incidente mortale ieri sera a Noventa di Piave, un'auto esce di strada e si ribalta a perdere la vita un 31enne trevigiano di Ponte di Piave. Assemblea dei lavoratori delle acciaierie venete dopo il drammatico incidente di domenica, sciopero a oltranza, domani incrociano le braccia tutti i metalmeccanici veneti. Voleva raggirare l'assicurazione, condannato un commerciante padovano che appiccò un incendio in un centro commerciale nel giugno del 2016. Dopo il successo record della diretta di domenica scorsa, stasera e domani alle 21:15 Antenna 3 ripropone in due parti la sfilata degli alpini del Triveneto per rivivere le emozioni di una giornata indimenticabile. Attesa per l'arrivo della tappa veneta del Giro d'Italia domani, appassionati pronti alla festa, ma ci si prepara anche a deviazioni e limiti di circolazione. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, dunque l'apertura dedicata al cosiddetto contratto di governo reso pubblico ieri sera da Lega e Movimento 5 Stelle, una quarantina di pagine con 29 punti programmatici. Sappiamo che non è ancora il contratto definitivo, ma la bozza quasi definitiva, con alcuni punti però ancora da approfondire, ma punti programmatici che interessano molto i veneti: lavoro, tassazione, immigrazione, legittima difesa sono alcuni degli argomenti appunto trattati che guardano con interesse anche i veneti, e poi ovviamente l'autonomia delle regioni, che non viene lasciata in secondo piano e soprattutto non viene messa in discussione. Vediamo. Un contratto per l'Italia che interessa molto ai veneti, perché nelle 39 pagine, in questo fine settimana al vaglio degli elettori con il gazebo della Lega e con la piattaforma digitale dei 5 Stelle, ci sono argomenti che toccano la quotidianità dei cittadini. Ad iniziare dall'economia, con quel reddito di cittadinanza che funzionerà solo quando saranno realmente operativi i centri per l'impiego, al ritorno dei voucher, e anche quella relativa alle aliquote uniformate che dovrebbero ridurre la burocrazia delle tasse. E ancora la conciliazione sulle cartelle esattoriali, che corre sulla scia della rottamazione da record in Veneto, chiusa pochi giorni fa. Ma i veneti guardano con attenzione anche alla questione immigrati, dopo i casi veneziani di Cona e Conetta, della padovana Bagnoli e nella Marca della Serena e l'ex Zanusso. Qui al punto 12 dell'accordo la Lega sa di giocarsi gran parte del consenso se non ci saranno nuove regole su accoglienze e respingimenti, mentre i 5 Stelle, con i passaggi ancora da concordare definitivamente, punterebbero comunque ad incrementare i centri di accoglienza per i richiedenti asilo. In discussione anche la gestione delle moschee con una sorta di registro degli imam. Nei 29 capitoli c'è anche la questione vaccini, la discussione sulla legittima difesa e quello che sicuramente coinvolge almeno 2 milioni di veneti, il tema dell'autonomia regionale. È il punto 19, composto da una trentina di righe che raccontano la pressione dei nostri rappresentanti sull'accordo. È uno dei pochi che non ha parti in rosso o giallo, segno che non ci sono tentennamenti sulla via da percorrere, anche perché il monito dal Veneto è chiaro. Questo governo non ha problemi, se nasce, ad affrontare il tema dell'autonomia, perché è rappresentato da due coalizioni, da due movimenti politici che si sono spesi per l'autonomia. Quindi io mi aspetto che questo che nasce sia identificato per noi veneti come il governo dell'autonomia. Del resto noi non facciamo sconti a nessuno, questo deve essere chiaro. Dalla politica alla cronaca, il mistero, il giallo su cui indaga la polizia a Verona di una giovane studentessa di 20 anni di origine pakistana, appunto residente nel capoluogo scaligero, che sarebbe stata portata nei mesi scorsi dai parenti nel paese d'origine e qui costretta ad abortire il figlio che aveva concepito con il suo ragazzo, un veronese che frequenta la sua stessa scuola e che aveva deciso di tenere. Una vicenda che è basata sui messaggi che la giovane avrebbe inviato via WhatsApp alle compagne di scuola che hanno informato la dirigenza scolastica, e di qui la segnalazione alla polizia. Si è attivata la Digos della questura scaligera, ma la giovane sarebbe ancora in Pakistan. L'istituto scolastico nei giorni scorsi aveva deciso di anticipare per la giovane i tempi dell'esame di maturità per permetterle di portare a termine la gravidanza, ma in gennaio a quanto pare la famiglia della ragazza ha deciso di partire per il Pakistan per una delle visite periodiche ai parenti, e da qui la ragazza avrebbe scritto più volte all'amica di essere stata legata a un letto, sedata e infine costretta ad abortire da un medico compiacente. Gli investigatori hanno attivato immediatamente il consolato pakistano in Italia,
mettendo a disposizione tutto il materiale e le testimonianze raccolte. Vedremo allora nel nostro telegiornale del Veneto come si evolverà questa vicenda davvero inquietante. Una vicenda invece che conferma la tragicità del tema della sicurezza stradale in Veneto è quello dell'aggiornamento ancora una volta del tragico bilancio sulle strade. Ieri sera un'auto che esce di strada e si ribalta a Noventa di Piave e muore un giovane di 31 anni, trevigiano. Un forte botto, l'auto capovolta nel fossato che costeggia via Cannova a Noventa di Piave. All'interno della vettura Francesco Prevedello, 31 anni, di Ponte di Piave. I residenti corrono in strada, anche alcuni automobilisti si fermano per prestare i primi soccorsi. Dopo pochi minuti arrivano i sanitari del SUEM che tentano di rianimare l'uomo, ma per Francesco purtroppo non c'è nulla da fare. Sono circa le 19 quando la Citroen, condotta dal giovane, per cause che dovranno essere chiarite dai carabinieri, esce di strada. Prima travolge un palo della fermata dello scuolabus, poi finisce contro il muretto di un'abitazione. Infine l'auto si ribalta nel fossato. La notizia della scomparsa di Francesco Prevedello è ben presto rimbalzata a Ponte di Piave, dove il 31enne e la famiglia sono molto conosciuti. Nelle prossime ore dovrebbe essere fissata la data dei funerali. Allora il drammatico incidente alle acciaierie venete, c'è stata un'assemblea ovviamente molto partecipata dei lavoratori a Padova, mentre intanto l'inchiesta continua. Allora sentiamo in diretta telefonica gli ultimi aggiornamenti da Federico Fusetti. Federico. Buongiorno da Padova, assemblea dei lavoratori per le acciaierie venete dopo la tragedia di domenica e quello che è emerso dalla assemblea degli oltre 300 lavoratori è la decisione di non rientrare al lavoro fino a quando non ci sarà maggiore sicurezza, o meglio, fino a quando non sarà discusso un piano di investimenti per la piena applicazione delle misure di sicurezza, una discussione per la quale gli stessi lavoratori si sono detti disponibili a collaborare per dare evidentemente dei suggerimenti precisi in base alla loro esperienza. Intanto la tragedia arriva anche in Parlamento, c'è un'interrogazione infatti in programma da parte dei deputati Nicola Fratoianni e Stefano Fassina di Leu, e viene confermata anche l'adesione, quindi il presidio dei lavoratori per quanto riguarda lo sciopero in programma venerdì mattina dalle 9 alle 13, il presidio davanti ai cancelli di Riviera Francia, la sede principale dell'azienda, e verrà organizzato anche un sit-in di solidarietà davanti all'ospedale di Padova per dimostrare la propria vicinanza da parte dei lavoratori all'operaio ferito Marian Bratu, che rimane in gravissime condizioni, e ai suoi familiari, ed è in programma un sit-in analogo anche davanti agli ospedali di Cesena e Verona, dove sono ricoverati gli altri operai rimasti feriti. Queste le ultime notizie, per il momento da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie Federico Fusetti, restiamo a Padova con la cronaca giudiziaria, la condanna di un cinquantenne padovano che aveva appiccato il fuoco a un centro commerciale nel 2016, l'aveva fatto per ingannare l'assicurazione. Voleva intascare il rimborso dell'assicurazione, invece finirà in galera e dovrà sborsare vari risarcimenti per oltre 1 milione di euro. Denis Zennaro, 50 anni, commerciante di Sant'Angelo di Piove, è stato condannato dal Tribunale di Padova per avere appiccato le fiamme al centro commerciale di Vigo Rovea la notte del 9 giugno 2016. La giudice Domenica Gambardella ha accolto quasi del tutto le richieste del sostituto procuratore Benedetto Roberti, assegnando a Zennaro 4 anni e 3 mesi di carcere, 990.000 euro di risarcimenti alle varie ditte danneggiate, più il pagamento di tutte le spettanze ai lavoratori dei negozi rimasti a casa. L'incendio venne innescato da 3 miscele di liquidi infiammabili ritrovate nel centro estetico gestito da Zennaro e da 2 bombole di GPL che generarono l'esplosione. Un danno enorme. Mesi prima Zennaro aveva aumentato i massimali della polizza di assicurazione. Nel 2013 aveva patteggiato una condanna a 6 mesi per avere denunciato un falso furto all'assicurazione per ottenervi il rimborso. La cronaca è la incredibile vicenda, disavventura di una coppia trevigiana di Musano con 2 furti. Prima il portafoglio e poi la casa svaligiata, e il tutto nello stesso giorno. Erano andati a Trento alla Dunata Nazionale degli Alpini. Siamo tornati dalla Dunata di Trento un po' rammaricati perché a mio marito venerdì hanno rubato il portafoglio. Denuncia fatta.
siamo rientrati a casa un po' sballottati e ci siamo accorti che c'era qualcosa che non andava. Inizia così il racconto di una adunata davvero sfortunata, quella dei coniugi Canciani di Musano, che dopo il furto del portafogli a Trento hanno scoperto, rientrati a casa, che i ladri avevano svaligiato l'abitazione. Forse i malviventi sono stati disturbati perché hanno messo a soqquadro solo 2 stanze, la camera da letto dove hanno rubato alcuni monili d'oro e lo studio della signora Paola, portandosi via il computer. Che mi dispiace di più è il mio hard disk, quello mi ha fatto piangere, nel senso che là dentro io ho tutte le mie cose, le cose dei volontari di protezione civile, degli alpini, di cui fa parte il gruppo, che fa parte mio marito, il gruppo. 20 anni di vita archiviati pazientemente, fotografie, ricordi, materiale vario, senza valore tranne quello immenso che hanno per questa famiglia che li porta nel cuore. Di qui l'appello ai ladri. Io vorrei chiedere che almeno, non mi interessa il resto, ma quello sì, avrei proprio voglia, desiderio che mi venisse restituito. Torniamo a Padova adesso. La preoccupazione dei commercianti, degli esercenti dei locali pubblici, perché bar, ristoranti e pizzerie rischiano multe fino a 24.000 euro con l'introduzione di una nuova normativa entrata appunto in vigore la settimana scorsa. Da 3.000 a 24.000 euro di multa, giro di vite per i locali pubblici per un decreto legislativo entrato in vigore in questi giorni. Chi non indicherà le sostanze che possono causare allergie presenti negli alimenti venduti nei bar, ristoranti, gastronomie, rosticcerie e pizzerie rischia infatti pesanti sanzioni. Dall'Appe di Padova, l'Associazione Provinciale dei Pubblici Esercizi, parte l'appello all'ispettorato perché queste regole siano ammorbidite almeno per le imprese più piccole, mentre a disposizione degli esercenti c'è già un software che crea per ogni azienda un elenco delle sostanze contenute nei propri prodotti. Prossimo passo quello di affrontare il problema di una molecola cancerogena, l'acrilamide, che si forma quando i cibi sono troppo cotti. Parliamo di ambiente adesso. Il duro attacco delle associazioni ambientaliste trevigiane al consorzio di bonifica Piave sulla gestione dell'acqua del fiume sacro alla patria. Voi attaccate direttamente il consorzio Piave? La presidenza romana? Sì. Perché? Abbiamo visto che ci sono dei limiti o dei vincoli che non sono stati presi in considerazione. Attacco frontale delle associazioni ambientaliste contro il consorzio Piave e il presidente Giuseppe Romano. L'accusa è legata alla gestione del flusso del fiume, dalla presa della Brentella a Fener fino di fatto alla foce, con annesse ripercussioni su affluenti, canali, fossati, oltre che ovviamente al Sile. Ma è vero che volete dirgli che io non uso parole dell'acqua? Sì, noi è chiaro questo, perché parliamo di processo di contratto di fiume per i fiumi di risorgiva del nord e del sud della città, e poi lo mettiamo in collegamento con questa gestione malaugurata dell'acqua, cioè è in gioco la sopravvivenza di questi ecosistemi, per cui è per questo che mettiamo in collegamento le due cose. Per gli ambientalisti è sbagliato non garantire un minimo flusso vitale per il Piave, che garantisce la sopravvivenza di flora e fauna anche per il resto del patrimonio irriguo della Marca. Quantità che il consorzio Piave, responsabile di gran parte delle acque trevigiane, secondo gli ambientalisti di fatto non sa calcolare. Non sanno gestire, è per quello che chiediamo addirittura le dimissioni del presidente del consorzio Piave, perché in pratica quando si parla di deflusso ecologico l'Unione Europea dice attenzione, non è un minimo deflusso vitale, deve essere un deflusso ecologico. E la dimostrazione che la quantità d'acqua da mantenere sul Piave deve essere ben più corposa rispetto a quella prevista dal consorzio è confermata da questi giorni di pioggia intensa. Stando la morbida di cui abbiamo parlato, noi abbiamo il risorgere di certi torrenti sia in sinistra che in destra Piave. Di polemica in polemica, ma passiamo dall'ambiente al decoro urbano. Anni di polemica ha suscitato la cosiddetta, o meglio famigerata, fontana del Tubo a Campalto. Siamo in terraferma veneziana e adesso è il caso di dire finalmente è stata tolta. Erano anni che la fontana del Tubo, cosiddetta del Tubo a Campalto, versava in condizioni di degrado. Ecco che allora praticamente si è pensato di proporre all'amministrazione comunale che questa fontana venisse in qualche maniera chiusa e al posto della fontana è stata fatta una aiuola con dei sassi e delle piante.
A 11 anni dalla sbornia istituzionale che aveva portato alla realizzazione di uno dei monumenti più brutti e odiati della storia del nostro territorio, l'orrore noto a Campalto come Fontana del Tubo ha finalmente avuto un termine. Ecco come si presenta ora quello che fino a pochi giorni fa era un ricettacolo di umidità e cattivi odori, oltre che un pugno nell'occhio per i passanti. L'intervento è stato finanziato dall'assessorato ai lavori pubblici dopo la solitaria crociata condotta dal consigliere di municipalità Giorgio Ragazzoni, che ha dedicato buona parte della sua vita a liberare il paese da quello scempio. Per anni ha condotto questa battaglia e alla fine l'ha vinta. Unanime il consenso della cittadinanza di Campalto, che sui social ha espresso soddisfazione per un intervento atteso da tempo immemore. Non era semplice superare dei piccoli problemi di carattere burocratico che tuttavia l'amministrazione comunale è riuscita a superare, quindi adesso Campalto ha di nuovo un'area che è stata restituita in maniera decorosa alla cittadinanza. Torniamo a parlare degli alpini adesso, della Adunata Nazionale degli Alpini che si è conclusa domenica, proprio domenica, l'avevamo raccontato anche nei giorni scorsi, una giornata da record per Antenna 3 che ha seguito in diretta non stop tutta la sfilata delle penne nere, un record testimoniato non solo dagli ascolti che hanno reso quella giornata Antenna 3 la TV più vista nel nord-est, confermando insomma il successo del gruppo media nord-est, ma testimoniato anche dagli oltre 13.300 sms arrivati in quella giornata proprio durante la sfilata. Allora, come da voi richiesto in massa, è il caso di dirlo, questa sera e domani alle 21:15 riproporremo la sfilata delle penne nere delle sezioni trivenete, quelle che vi stanno più a cuore, in due parti. Vediamo. Ha oltre 11.000 iscritti, ha un numero ragguardevole. Tornano su Antenna 3 le immagini, i volti, i colori e le voci della 91esima Adunata degli Alpini di Trento. Come richiesto da voi telespettatori, stasera e domani sera, a partire dalle 21:15, la nostra emittente manderà in onda i momenti dello sfilamento delle sezioni trivenete delle penne nere. Divise in due parti, tra oggi e venerdì sarà possibile rivivere quelle emozioni che l'Adunata trentina aveva già regalato domenica nella lunga diretta di Antenna 3, che aveva registrato un record di ascolti. Piccole storie che fanno il grande affresco di un'epoca e di una popolazione. Sin dal mattino, con l'apertura dello sfilamento, fino a tarda sera con il passaggio della stecca e la maina bandiera, telespettatori incollati allo schermo, e così la manifestazione ha regalato ad Antenna 3 il primato di emittente più seguita dell'intero nord-est. Un record decretato anche dalle migliaia di sms arrivati per tutta la giornata, 13.315 messaggi da chi, non potendo essere presente fisicamente a Trento, ha seguito da casa ogni momento. E adesso sarà possibile ritornare virtualmente là. Tra oggi e domani su Antenna 3 le immagini delle penne nere trivenete nell'Adunata che dopo 21 anni ha riportato un Presidente della Repubblica sul palco delle autorità. Emozioni allo stato puro, solo quelle che le penne nere sanno regalare. Oggi nessuno manca. Oggi la presenza di fronte ai simboli della nostra associazione. Allora, lo ricordiamo, 21:15 questa sera rivedremo la sfilata delle penne nere delle sezioni trivenete, prima parte, domani 21:15, venerdì, altra serata dedicata alla sfilata delle penne nere di domenica, quindi due serate dedicate proprio a voi che ci avete chiamato per poter rivedere le penne nere del Triveneto. Adesso la pubblicità. Rieccoci in studio, telegiornale prima edizione di Antenna 3, torniamo a parlare del Giro d'Italia, è la vigilia della tappa veneta del Giro d'Italia, Ferrara-Nervesa della Battaglia, che come sappiamo toccherà 4 province, Rovigo, Padova, Venezia e Treviso, concludendosi proprio nella Marca trevigiana Nervesa della Battaglia e passando anche ovviamente per il capoluogo della Marca. Allora ieri è stata presentata la mappa dei divieti, perché ovviamente ci sarà anche un minimo di disagio per questo passaggio. Allora vediamo come sarà la situazione a Treviso, nel capoluogo della Marca. Strade chiuse dalle ore 13:30, lentamente inizieremo anche a defluire tutto dal percorso di gara. Passaggio del Giro per Treviso, ecco la mappa dei divieti e delle limitazioni. Il tragitto lineare entrerà da Quinto lungo l'Annualese per poi uscire verso Villorba sulla Pontebana. A Chiesavecchia di Fontane ci sarà il traguardo volante sfruttando il rettilineo di strada ovest. Ma queste sono indicazioni per sportivi ed appassionati. Per gli altri le indicazioni danno Noalese bloccata fino alla Moncia, poi deviazione verso via dell'aeroporto e via Boiago per poi rimettersi verso San Giuseppe attraverso il vialone della Serenissima.
Da lì, dopo il cavalcavia all'Estiore, la pedalata nazionale per definizione farà tutto un dritto su strada ovest per poi prendere la Pontebana a Fontane direzione Villorba per poi arrivare fino a Nervesa. Tutto questo per strade direttamente coinvolte dalle 12.30, divieto di sosta, e dalle 13.30 transito bloccato fino alle 16. Questo vuol dire munirsi di pazienza e soprattutto pensare a vie alternative a Viale della Repubblica, non solo come percorso ma anche solo come passaggio da nord-ovest a sud-est della città, ad eccezione dell'aeroporto Canova, che continuerà ad avere via libera per la tangenziale. Allora, l'unico consiglio è, se qualcuno ha qualche impegno, di partire magari 10 minuti, 15 prima, perché forse qualche auto in fila si troverà, però è possibile raggiungere, sarà possibile comunque raggiungere qualsiasi postazione attraverso la tangenziale di Treviso, che ci consente di collegare nord-sud-est i quartieri. E se i transiti saranno impossibili per auto e moto, qualche piccola concessione potrà esserci lungo il percorso per cicli a mano e pedoni. Vedremo il momento e con l'ausilio forse di personale della polizia locale, se sarà possibile, acconsentiremo. Dal ciclismo al calcio, al Vicenza Calcio, il futuro del Vicenza Calcio. Dopo le 2 aste andate deserte, dopo la proposta formalizzata, come sappiamo, da Renzo Rosso, già patron del Bassano, in un progetto che prevedrebbe la fusione tra Bassano e Vicenza, ieri è stato depositato l'invito del Tribunale stesso agli interessati a presentare una proposta di acquisto, depositando la cifra in assegni. Rimangono gli importi di 1,5 milioni in caso di permanenza in Serie C e 1,1 milioni se dovesse esserci la retrocessione in Serie D. Dunque la speranza si è riaccesa per i tifosi biancorossi, che mai come questa volta tifano rosso. Per il Vicenza è già una grande fortuna, dai, con tutto quello che è successo. I vicentini vedono solo rosso, nessun altro colore in cuor loro in questo tempo d'attesa che li separa dal giorno della verità 28 maggio. L'offerta presentata la scorsa settimana da Mr. Diesel ha ridato sprint alla partita che stava oramai scemando. Penso che sia il caso di prenderla seriamente in considerazione. Voglio dire, è arrivata la manna dal cielo qui. Quindi se lo augura, che tutto vada a buon fine. Ma scherzi. Ci mancherebbe. Da simpatizzante del Vicenza, sì, penso che comunque sarebbe utile che si spendessero per il Vicenza Calcio gente della città, non gente da fuori. Ha valore che sia un imprenditore del posto? Sì, secondo me sì. È importante che una squadra storica come il Vicenza mantenga le sue radici territoriali e popolari. La felicità di Rosso se vi è, quella l'unica. È speranzoso? Spero. Sono contenta, sì, assolutamente sì, speriamo. Vediamo il Bassano come la prenderà a essere riunita. I vicentini, sognando rosso, pensano ai loro vicini giallo-rossi, che in questi giorni invece si sono sentiti mancare il terreno di gioco sotto i piedi. Deve pensare anche al Bassano e come la pensa la gente, non lo so. Infatti i bassanesi non sono tanto contenti. Non tanto, anzi al contrario, perché restano sempre bassanesi, insomma loro, e poco da fare, il tifo è per una cosa, no? Per uno che impone all'altro cosa fare. Vicenza e Vicenza, Bassano e Bassano hanno 2 storie diverse, e per cui è giusto che i bassanesi si tengano al Bassano. Però io da vicentina sono contenta. Allora parliamo della Notte dell'Arte, la cosiddetta Art Night, che dopo il successo registrato a Venezia è pronta a sbarcare anche in terraferma a Mestre. Stiamo lavorando di concerto e faremo una riunione a strettissimo giro con i commercianti a Mestre per fare in modo che anche la città di Mestre sia coinvolta nella Notte dell'Arte, Night Night, che Ca' organizza insieme a noi a giugno. Quindi saranno aperte le istituzioni culturali in quel di Mestre, e poi faremo anche in modo che si crei tutto un clima di festa, interagendo con i commercianti che se vorranno, potranno ragionare su delle vetrofanie e delle iniziative legate a questa Notte dell'Arte che sbarca anche in terraferma. Visto il successo ottenuto a Venezia, il Comune ha deciso di estendere l'Art Night anche alla terraferma.
Una notte magica in cui poter assaporare ciò che la città offre dal punto di vista artistico e culturale, questa volta con un occhio aperto verso Mestre, a dimostrazione che l'attenzione non è rivolta solamente al centro storico. Appena ci sono delle occasioni per poter creare dei legami fra Venezia e la terraferma o esportare dei format veneziani in terraferma, noi siamo qui pronti, oppure a fare delle iniziative specifiche della terraferma, come possono essere gli Happy Friday, che la settimana scorsa, venerdì scorso, ci hanno lasciato veramente soddisfatti per il coinvolgimento, e certamente la buona stagione aiuta, però noi non manchiamo di essere propulsivi e propositivi nei confronti della terraferma. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento fra pochissimo con ore 13, oggi è giovedì, quindi è la giornata in cui la CGIL risponde ai vostri quesiti. Il titolo di quest'oggi è Universo Pensioni, si cambia? In studio con Ferdinando Varino ci sono Paolino Barbiero, segretario provinciale dello SPI CGIL di Treviso, Lorenzo Zanatta e Luisa Dalla Brollo. Si parla di quote, di opzione donna, di programmi e di previsioni, quindi come sempre chiamate in diretta oppure scrivete le vostre domande sulla pagina Facebook di Antena 3 per sapere tutto per quanto riguarda le pensioni. Questa sera poi 20:10 parliamo di politica e ovviamente si parla uno sguardo ovviamente alla politica nazionale, ma si parla delle amministrative di Treviso con Said Caibi, candidato sindaco di Coalizione Civica per Treviso. E poi vi ricordo alle 21:15, l'abbiamo già detto nel corso del telegiornale, alle 21:15 la sfilata degli alpini del Triveneto, quindi rivedremo il momento delle penne nere trivenete alla adunata nazionale degli alpini dalle 21:15. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tempo spiccatamente instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di giovedì 17 maggio. Sul Veneto molte nubi sin dal mattino con rovesci e temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili un po' ovunque, tuttavia con qualche pausa più asciutta e anche soleggiata sui settori meridionali. Migliorerà su tutto il territorio entro la serata. Temperature minime tra 10 e 15 gradi, massime comprese invece tra 17 e 21. Una situazione simile sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui condizioni di tempo molto perturbato con precipitazioni temporalesche diffuse un po' su tutti i settori della regione. Fenomeni che andranno ad esaurirsi entro la nottata. Le temperature minime oscilleranno tra i 12 e i 14 gradi. Le massime invece saranno comprese tra 18 e 19 gradi. Nessuna novità per quanto riguarda invece il Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà molto instabile ovunque, con fenomeni temporaleschi diffusi localmente anche di moderata intensità, ma migliorerà su tutta la regione già entro la notte. Temperature minime comprese tra 11 e 12 gradi, le massime tra 18 e 20 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.